Napoli-Argentina di Maradona, è vero come ha detto l'altro, con l'Argentina. Il 20 abbiamo un incontro alla Farnesina con il ministro Di Maio per vedere un pochino come con il ministro anche dello sport argentino si possa mettere in calendario questa partitissima che dovrebbe essere il primo anno di una celebrazione maradoniana che si dovrebbe ripetere ogni anno. Primo anno Napoli contro l'Argentina, il secondo anno poi vedremo qualche squadra sudamericana. E quindi sì, te lo confermo, stiamo cercando di verificare, speriamo di riuscirci, anche perché tu mi insegni che il campionato finisce il 22. Il 23 c'è riposo, il 24 che è il mio compleanno vorrei fare questa cosa, per dare anche 2 giorni di tempo ai giocatori per riposarsi, però noi abbiamo la finale di Champions League, la finale di Europa League, abbiamo determinate date che comunque vanno a finire anche in quel periodo immediatamente successivo e quindi bisogna riuscire a capire come conciliare tutte queste possibilità che si intersecano tra loro. Ci sta lavorando questo.